Bene, ci dirigiamo qua io e l'amico Saro Greco verso una zona molto importante e proseguiamo. Sì, qua si potrebbe fare direttamente a camminare, però siccome io ho la macchina, la bicicletta impegnata con la telecamera. Dai Saro, che c'è? Ah, e poi tra l'altro ci dirigiamo pure, come dire, un viaggio e due servizi, di un gasolare, una struttura, un'ex fabbrica, un'ex ciminiera, un'ex fornace, non si sa che minchia era, questa cosa che già si incomincia a vedere, no? Dove i grilli erano interessati a sapere a chi appartenesse, se fosse privata, se fosse struttura pubblica. Qua c'è un sendierino, da che noi fornisciamo la franza, stasera. Purtroppo il nostro amico non ha la mountain bike ed eccoci qua. Ora non lo so, noi qui siamo entrati senza scavalcare niente, però ci siamo accorti che lì è chiuso, non vorremmo avere infranto qualche cosa, ce ne scusiamo a priori, ma noi non abbiamo visto nessun recinto, giusto Saro? C'era la calata. Ebbene, questa è la struttura di cui il Movimento 5 Stelle era interessato a sapere di chi fosse, un privato anche, se ha da... Cioè praticamente i grilli avevano un'idea per poter fare fruttare questo monumento, questo manufatto, nel senso che il privato avrà il suo lucro, il suo giusto lucro. Bene, io ero interessato, ecco, qua io vedo che ci sono, eccoci qua. Ecco qua ragazzi, guardate, noi qua dovremmo avere le mascherine. Guardate come è sbriciolato l'amianto, sbriciolatissimo. Vediamo se noi ora, solo che di là poi si può uscire, sa, se ne andiamo da qua. Vedo che Saro si attrezza come può, anche io dovrei attrezzarmi, però facciamo una cosa, vabbè, lo riprendo un attimo da vicino e ce ne andiamo subito, perché comunque qua ci sono tonnellate di amianto e dove siamo? Scusate, prendo apnea, ho preso apnea, siamo alle mura Timolontè. Qua ci sono le mura, come potete vedere qua ci sono le mura Timolontè, uniche al mondo, eccole là, le mura Timolontè, quelle che poi ora nel montaggio vi faccio vedere, quelle sono comunque. Qua c'è il recinto e niente, avete visto amianto, televisioni, munnizza, una vene, qua piastrelle antiche e non solo, guardate qua, ingresso libero alle mura Timolontè. Chiunque volesse entrare si dà una guardata allo specchio prima in faccia, chi ha da guardarsi allo specchio in faccia è meglio che si guardi adesso, e poi può entrare ingresso gratuito alle mura Timolontè. Bene, a voi là in studio, là c'è il coso che dicevano i grilli interessati. A voi là in studio, ricordatevi di portarvi la mascherina però quando venite alle mura Timolontè, perché c'è l'amianto di Aristofane, vero? Chi era Aristofane? L'amianto di Aristofane che è ancora lì. Portatevi la mascherina. A voi là in studio, ciao ciao ciao.